Un'analisi certosina con l'incrocio di vari database dell'INPS, così la Guardia di Finanza della Compagnia di Cittadella è arrivata a scovare 17 soggetti, tutti residenti in comuni dell'Alta Padovana, da Borgoricco a Piazzola sul Brenta, che tra il 2021 e il 2023 beneficiari del reddito di cittadinanza avrebbero percepito indebitamente oltre 130.000 euro. Diverse le posizioni delle 17 persone finite sotto la lente di ingrandimento delle fiamme gialle. Nello specifico, analizzando le singole posizioni, sono emerse situazioni di criticità in ordine ad alcuni soggetti percettori del reddito che hanno omesso di dichiarare all'INPS, ente erogatore del beneficio, il possesso di autovetture anche di grossa cilindrata, di redditi percepiti dal nucleo familiare fino a delle somme di ammontare a circa 60.000 euro annui, nonché false comunicazioni sono state rese in ordine alla composizione dei nuclei familiari. I 17 soggetti tra i 25 e i 50 anni sono stati segnalati alla procura e rischiano un procedimento penale che potrebbe portare anche alla reclusione per l'indebita percezione del contributo economico. Nonostante dal 1 gennaio 2024 la misura sia stata sostituita dall'assegno di inclusione, le attività della Guardia di Finanza continuano. Siamo al momento attenti nel vagliare, nel analizzare in maniera precisa e puntuale la posizione di ulteriori soggetti, in quanto non è da escludersi l'emergere di ulteriori condotte criminali meritevoli pertanto di approfondimento da parte della Guardia di Finanza.